Oggi, come vedete alle mie spalle, siamo a Golfo Aranci a parlarvi e farvi vedere una delle manifestazioni storiche di Golfo Aranci, il 19° anno del simposio del folklore sardo. Ma Golfo Aranci, come tutti sanno, è anche uno dei posti più belli di Sardegna e allora prima di cominciare, prima di addentrarci nell'evento, una breve panoramica su una delle località più belle delle nostre coste. Piazza Cossiga è qui che avverrà il simposio del folklore. Sono con il fondatore del coro Sos Astores, che poi è anche il promotore, l'organizzatore di questo evento che ha la 19ª edizione. Prima di parlare dell'evento e di cosa ci sarà quest'anno, proviamo a parlare del coro Sos Astores, perché ha una storia tutta sua. Golfo Aranci non è un luogo di cori, non è un luogo di tradizione, è un luogo turistico. Sì, Golfo Aranci nasce, come è noto, come villaggio di pescatori provenienti da Ponza e da Ventotene, quindi la loro tradizione era una tradizione napoletaneggiante, però qui il turista vuole trovare la Sardegna e quindi ho cominciato a introdurre qualche canto sardo intanto nel corretto parrocchiale che avevamo allora, poi Don Finale, il parroco illuminato di allora, ma perché non fa un coro sardo? E così piano piano ho cominciato ad affrontare questa sfida, perché qui era una sfida, All'inizio ho trovato anche un po', non dico ostilità, ma quasi un po' di ostilità, sicuramente indifferenza. Tant'è che poi alla fine, per realizzare davvero il coro sardo, ho dovuto fare ricorso a attingere dai paesi, da persone che sono immigrate a Olbia, per esempio, eccetera, ma che provengono dal Cagliaritano, dal Mediocampitano, eccetera, eccetera, dal Nuorese, dal Lugudoro, che hanno in sé la tradizione dei cori, insomma. Che hanno la tradizione sarda, certo. Sentono la tradizione sarda, quindi uniti da questa comune passione siamo riusciti a mettere insieme questo variegato coro e questa è effettivamente una caratteristica che non credo che altri cori possano avere. Quindi una manifestazione che nasce con questo taglio culturale propositivo, insomma, di far conoscere la Sardegna anche dell'interno ai turisti che arrivavano. Piano piano la manifestazione si è evoluta, è diventata anche e più manifestazione, folklore, spettacolo e siamo arrivati al 19° anno che offriremo anche quest'anno lo spettacolo ai turisti. Ospiti, cosa ci sarà quest'anno? C'è un po' tutto il panorama folcloristico della Sardegna, no? Perché si parte dal canto a tenore, il canto a concordu, in particolare questo è il canto del gallurese a concordu, il canto appunto polifonico di scuola nuorese che è il nostro, poi c'è un gruppo di ballo che è il Figolina, oltretutto accompagnato anche da canto a chitarra lugudorese, quindi anche lì c'è un doppio spettacolo. Poi ci sono le maschere e poi c'è un gruppo musicale che è Ballade Boys, che anche loro sono molto ben ancorati alle tradizioni, che però riescono ad esprimere con strumenti come l'organetto, lo scacciapensieri, eccetera, eccetera. Non poteva che aprirsi così il 19° simposio con quelli che rappresentano la Sardegna, la tradizione. Cosa rappresenta la vostra maschera? Allora, la nostra è una maschera a valenza dionisiaca, sono dei costumi rituali. Cioè queste maschere in Sardegna erano presenti dalla notte dei tempi, no? Infatti troviamo nelle epigrafi rupestri l'uomo rappresentato con delle protomi cervine o taurine e quindi questa è una delle prime testimonianze. Poi in seguito con l'avvento dei Romani in Sardegna si è diffuso il culto dionisiaco e loro hanno dato, diciamo, la loro impronta. Il saluto del gruppo Soscoriolos di Nioneli e apriamo ufficialmente con il 19° simposio. La vostra maschera rappresenta quelli che i sardi erano allora, antichi, certo, i sardi antichi. Erano costumi rituali che uscivano in Sardegna per richiedere annate agrarie abbondanti, l'acqua che da sempre scarseggiava e quindi sono maschere legate ai rituali di fertilità e di propiziazione.
Io direi di iniziare quindi ufficialmente con i padroni di casa, un gruppo che ha avuto dei riconoscimenti anche molto importanti e di cui poi vi parlerò. Per intanto apriamo ufficialmente con il coro di Golfo Aranci. Iniziativa nell'iniziativa, durante la serata c'è questo banchetto allestito per la vendita dei vostri CD, del vostro gruppo Sosa Stores, Esatto. che ha un nobile scopo. Sì, lo scopo è quello di devolvere il ricavato diciamo a tutte quelle famiglie che sono state colpite in questo periodo dagli incendi, dalla parte dell'Oristanese, Montiferru, Cuglieri, insomma quelle parti lì, e contribuire in maniera concreta. Quindi un'iniziativa con una valenza doppia. Esatto. La valenza doppia sarebbe quella di portarsi a casa un ricordo della Sardegna e in più devolvere il ricavato a queste famiglie bisognose. Allora, a questa iniziativa contribuiscono loro, il gruppo Sosa Stores con la vendita del loro CD, ma anche uno sponsor tedesco, un marchio tedesco che però poi commercializza i suoi prodotti anche qui in Italia, che vi ha dato un grosso contributo. Speriamo a fine serata di vedere tutto questo banco vuoto. Per ora continuiamo col simposio. Avevamo detto che questo sarebbe stato un po' un viaggio in quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri canti. Lo vogliamo continuare questo viaggio andando più nel ballo, andando in un settore un po' diverso da loro. Questo era il canto polifonico, adesso ci addentriamo un po' di più in un'altra categoria e lo facciamo con un gruppo importantissimo. Qua in 19 anni si sono avvicendati i gruppi migliori e stasera ne vedrete proprio alcuni. Uno di questi è il gruppo Figulinas di Florinas, che prende il nome proprio dal nome della località, Figulina. Come poteva mancare in questo simposio il gruppo folk Figulinas di Florinas? A rappresentarlo Sandro Chessa, che porterà sul palco, come sempre, come fate sempre da tanti anni, il ballo, perché questo simposio vuole rappresentare un po' tutti i generi del canto, del ballo sardo, e voi qua oggi portate il ballo. Sì, oggi abbiamo portato il nostro cavallo di battaglia, che è sul ballo d'undo fiolinese, il ballo del Logodoro, ma in particolare di Florinas, dove viene introdotto da due voci di canto e re e poi in automatico parte il ballo con le danze e quindi i ballerini danno via proprio al ballo. Millu, mani mia, bella bella mia io che vai sul ballo d'undo mi, poi come mette bello mi, Il bello del simposio è che non è uno spettacolo dove si balla e basta, è fine a se stesso, viene anche fatto un racconto, e tu hai raccontato questa bella tradizione del cantu solo oghe, che era quel canto che allora non c'erano gli strumenti, parliamo dei primi del Novecento, sì. E quindi le persone nei paesi andavano a cantare solo con la propria voce. Solo con la propria voce, infatti, io che mi ballo in piatta, esatto. Allora uscivano dalle case ed era proprio il momento per incontrarsi, per prendersi per mano, e vedere la particolarità era il ballo in cerchio, quindi sul ballo d'undo. Era anche per conoscersi tra uomini e donne. Tra uomini e donne, sì, era l'occasione per tenersi per perché mano. Uomo e uomo non potevano ballare, quindi uomo e donna, e quella era l'occasione per conoscersi anche.
È bello anche perché poi tu sai raccontare al pubblico, ai turisti che apprezzano, perché non sentono soltanto, ma racconti un po' di storia. E poi invece avete introdotto, oltre agli altri balli, anche i muttetti, i mutos d'amore. Sì, mutos d'amore, che sono i canti tradizionali del Luogo d'Oro, canti a chitarra, e quindi parlano sempre, o si presenta, il primo canto è sempre di presentata, poi il secondo è sempre dedicato all'amorosa, insomma una sorta di serenata, però tradotto in mutos di amore un po' più allegri, ecco. Prima abbiamo sentito il canto polifonico, cioè tante voci che cantano con voce naturale. Adesso andiamo al canto a tenore, che invece sono 4 voci, 3 più 1, che cantano invece con voce gutturale, un canto, una branca completamente diversa. Ve li presento, loro sono il tenore su Remedio di Orosei, giovanissimi, che vi faranno sentire questo particolare modo di cantare. In questo viaggio musicale non poteva mancare il tenore, che è un tipico canto sardo diverso da quelli che abbiamo sentito, cioè non è il coro polifonico che canta quindi con voce naturale, ma invece voi cantate con voce gutturale. E pianto largo río, Formosino se es presente, Formosino se es presente, e sospira malamente, sospira malamente, si non tappino il río, spigando il bello. È un gruppo che nasce da poco, ma avete raggiunto livelli altissimi. Parliamo prima di questa particolarità. Sì, allora il canto a tenore, diciamo al contrario del canto a coro e canto a concordo, che viene fatto con le proprie voci naturali, quindi si nasce con quelle voci e si va poi a creare la voce che ognuno ha. Mentre il tenore, essendo sempre una predisposizione vocale comunque sia del componente, si va a creare una voce gutturale, soprattutto sa contra e su basso, che sono voci create dalla vibrazione delle corde vocali. Mentre la mezza voce o prima voce e la voce solista sono voci naturali come i cantanti del coro. Sicuramente questa particolarità ha ispirato tanti artisti, nazionali e internazionali, perché vi hanno voluto nei loro show, nei loro spettacoli, insomma ne avete fatto tantissimi, ma tra i tanti Antonio Sorgentone. Perché loro, che sono giovani, sono nati nel 2008, hanno dimestichezza con i social, con le nuove forme di comunicazione, e quindi i vostri video sono stati pazzeschi, hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni. Sì, fortunatamente sì, abbiamo voluto, tra virgolette, giocare la carta dei social in una maniera, più consona, diciamo che un po' ci ha aiutato in tutto questo. Bravi. Questa cosa ha avuto un ulteriore clamore, perché da qua vi ha chiamato Antonio Sorgentone. Vorrei chiamare qui sul palco il gruppo Tenores e su Remedio. E da lì la partecipazione a Italia's Got Talent, inutile che ve la racconti perché l'avrete vista tutti, ma da lì, dove siete arrivati primi, siete andati alla Wembley Arena a Londra, perché? Allora, praticamente tutti i vincitori europei, dei Got Talent europei, si vanno a sfidare in un'ultima sfida, che si tiene appunto alla Wembley Arena, dove diviso in tante serate si vanno a sfidare i finalisti, come detto prima. E noi abbiamo avuto la fortuna di entrare a far parte di questa grande famiglia. Ovviamente avete documentato sui social anche questa esperienza. Assolutamente sì. Adesso a questo punto continuiamo nel canto, ma un canto diverso, definito concordo. È un canto dove ci sono 4 sezioni che cantano e collaborano tra di loro, ognuno ha il suo, però è molto diverso dai canti che avete sentito poc'anzi. È un canto che si fa solo in gallura e si chiama Sattaja. 19° simposio del folklore sardo a Golfo Aranci, andiamo più sul gallurese, e voi siete uno dei cori più rappresentativi del gallurese, non fosse altro
perché avete il nome di Galori o Galori. Ora ci spiegherai meglio tu. Guarda, sull'accento non è facilissimo, nel senso che anche noi abbiamo avuto delle difficoltà. Allora, diciamo che correttamente dovrebbe essere Galuri, perché richiama la Gallura. Ed è esattamente questo che ci ha portato alla scelta del nome che avrebbe dovuto, diciamo, fare da cornice al nostro lavoro. Galuri perché? Perché noi, provenienti da una precedente formazione di coro polifonico, intendevamo più andare alla ricerca delle nostre radici più propriamente galluresi. Quindi la Tage, quindi volevamo un nome che identificasse Gallura. Galori è perfetto. Renato, voi vi caratterizzate anche e soprattutto per il fatto che, a differenza di altri cori che fanno anche brani tradizionali, voi vi focalizzate soprattutto sui vostri brani inediti. Esatto, noi nel nostro percorso di ricerca in buona sostanza stiamo cercando di fare esattamente quello, cioè non disdegniamo il classico, cioè noi, che ne so, portiamo la Loda, cantiamo la Bruneta, che sono tipici canti galluresi, però all'interno di questo abbiamo ritenuto doveroso, anche perché si evolve tutto, sono canti che vengono al di là del tempo, voglio dire, noi cantiamo nel 2020, quindi, e questo ci ha portato a voler scrivere del nostro e a interpretare brani non interpretati e a reinterpretare anche i brani diciamo così tradizionali. Più sono, come dire, meno conosciuti, per noi è motivo di lavoro, di ricerca e anche di orgoglio, perché andiamo a proporre qualcosa di nuovo. Allora, questo nostro viaggio qui a Golfaranci nel canto e nel ballo isolano prosegue proprio con la festa, al ballo, quello che caratterizza ogni paese di Sardegna. E la manifestazione si chiude con i Ballade Boys, un gruppo misto. Perché con loro? Perché effettivamente voi siete quelli che riassumono tutti i generi che abbiamo visto nel simposio, tranne il canto tenorile, perché voi nelle piazze dell'isola fate tutti i canti e i balli tradizionali. Sì. Noi il canto tenorile lo riportiamo coi balli, capito? Col modo nostro di cantare, perché nasciamo, io e Gianmichele, che oggi non c'è, col tenore, dal canto a tenore, poi con la formazione Ballade Boys, che abbiamo cercato di innovare un po' la musica sarda, però sempre seguendo le tradizioni senza mai mollarle. Infatti facciamo tutte le danze della Sardegna, quelle dove si possono cantare. Carlo Boeddu, il creatore di questo gruppo che da tanti anni calca i palchi di Sardegna, però con questo mi sa che ti stai divertendo, perché questa è proprio casa tua, il ballo. Sì, il gruppo nasce nel 2009, in una festa mi avevano richiesto altri musicisti, e quindi con loro siamo amici da una vita e suonavamo sempre assieme nelle cene, spuntini eccetera. Siamo saliti sul palco senza neanche provare. Non abbiamo mai fatto una prova prima della prima. Beh, tra tutti i professionisti, che ognuno comunque era già indipendente. Sì, esatto. Era ovvio. Voi state riuscendo a portare il ballo sardo nel mondo. State girando. Beh, però in Europa, nel mondo ancora non siamo arrivati, Europa, però Irlanda, Francia, Germania, siamo andati in Spagna, in Catalogna, in Corsica, insomma ne abbiamo fatto un bel po', e facciamo dei festival dove insegniamo, facciamo degli stage di danza e poi concerti, e
ti dirò, chi segue questi stagi riesce a ballare già al primo concerto. Chiaramente poi negli anni ad esempio oggi ci sono amici francesi, amici che vengono dalla Lombardia, che vengono in questi festival e poi vengono in Sardegna per ballare, non solo per il mare. E allora chiudiamola proprio così, con il ballo, grazie ai Ballade Boys. Si balla! E si è chiuso così in bellezza con questo ballo allegro e liberatorio in piazza, questa 19ª edizione del simposio. Io direi di darci appuntamento all'anno prossimo, ovviamente sempre con voi che siete il gruppo organizzatore e che siamo il simposio del sardo, del folklore sardo. Facciamola in sardo sta chiusura, la fate voi? Pronti? Da Sosa Stores, 1, 2, 3... A San Crudeli! Esta è la chiusura, all'anno prossimo.